Buonasera a tutti gli appassionati di calcio a 5 dal Florida Sporting Club di Ardea. Giornata di campionato numero 1, Serie C2, Girone B. Ve la trasmettiamo in diretta, si daranno battaglia l'Ardea Calcio a 5, squadra di casa in maglia gialla, e la Littoria Futsal, squadra ospite di Latina, in maglia nero-azzurra. Galasso, pallone che arriva adesso all'Ippolis, che si mette in proprio, non c'è nulla secondo il direttore di gara. Qui sotto c'è stato un contatto, il gol dell'Ardea che passa in vantaggio proprio l'Ippolis, 1-0, conclusione sulla quale non può nulla Cacciotti. 25esimo minuto di gioco, intanto il pareggio della Littoriana con Banin, che erano più volte che ci provava, questa volta non può nulla Mugnaini. Pareggio della squadra ospite di Latina, 1-1. Opportunità sul calcio di punizione per tornare avanti per l'Ardea Calcio a 5. La rincorsa di Pucino che buca Cacciotti, e allora di nuovo avanti l'Ardea, 2-1. La possibilità di 3-1 subito per l'Ardea, ancora sui piedi di Pucino, la tocca questa volta Cacciotti, ancora calcio d'angolo, Galasso si coordina, Galasso, pallone che è entrato direttamente sulla conclusione del capitano dell'Ardea, che fa subito 3-1. L'aveva comunque messa in rete Berardi, ma il gol è da segnare al numero 3, che ha colpito la traversa, poi il pallone è entrato. Area, gioco che riprende adesso, sfiora il gol che avrebbe accorciato le distanze. La Littoriana, arriva il duplice fischio del direttore di gara, primo tempo che si chiude sul punteggio di 3-1 a favore della squadra di casa. Ci vediamo tra poco per il secondo tempo. Tutto pronto per il secondo tempo, si riparte dal punteggio di 3-1 per l'Ardea, campi invertiti, ricordiamo le marcature di Lippolis che ha portato in vantaggio l'Ardea, poi il pareggio momentaneo di Banin, calcio di punizione vincente di Pucino che ha riportato i suoi in vantaggio, e poi Galasso per il 3-1 che al momento è il punteggio. Opportunità sulla quale deve mettere la mano Mugnaini da parte di Josif, calcio d'angolo per la Littoriana, qui l'autogol fortuito da parte di Mugnanini, sfortunato sul calcio d'angolo di Josif. Rientra in partita subito la Littoriana, 3-2, proprio sotto gli occhi del direttore di gara viene assegnato un calcio dal lato in favore dell'Ardea. Gol del 4-2, Barbarisi si incaponisce, va alla conclusione, sorprende Cacciotti, torna in vantaggio di 2 misure la squadra di casa proprio al 7° minuto di gioco del secondo tempo. Tanti cartellini in questa partita, l'Ippolis cepa a cercare Banin, chiuso da Proietti. L'Ippolis si propone sulla fascia destra, alle sue spalle, servito adesso Barbarisi. Banin, punta l'uomo, Banin a campo per andare, se lo prende il numero 6, Banin scheggia il palo, uno squillo di reazione da parte della Littoriana. Pallone per Feitosa, ricomincia da Magnaini. Josif ha messo giù, intervento folle da parte di Josif che aveva perso il pallone. Intanto l'Ippolis che mette a sedere il portiere avversario nell'uscita, poi pallone messo dentro, intervento provvidenziale da parte di Monticolo. Andranno proprio dal punto in cui è stato commesso il fallo i ragazzi dell'Ardea per battere quello che è il tiro libero. Per il sesto fallo commesso, la rincorsa di Barbarisi lo ipnotizza Cacciotti. Direttore di gara che guarda il cronometro, lascia giocare, probabilmente ha dato 1 minuto. Arrivano infatti adesso i 3 fischi, partita che si chiude sul 4-2 in favore della squadra di casa, l'Ardea Calcio, che passa
contro la Littoriana Futsal, squadra latina, quindi 3 punti assegnati in questa prima giornata per la squadra di Ardea. Un saluto da Live Sport Academy. Siamo qui con mister Caramanica, allenatore dell'Ardea. Intanto complimenti per la vittoria all'esordio in questo campionato, 3 punti alla prima giornata. Oggi partita nervosa, passate però 4-2 contro un buon avversario. Un commento alla partita, ci dica. Innanzitutto buonasera a tutti. Ti dico la verità, me l'ero già promesso. La prima partita non parlavo di calcio a 5, perché veniamo da 2 anni brutti tutti quanti e tanto che non giochiamo, quindi la cosa innanzitutto principale è che siamo ripartiti. Speriamo che durerà per tanto e la partita sì, come hai detto tu, è tanto nervosa, ma oggi non ci vogliamo pensare. Pensiamo che è l'inizio di una lunga strada e che possiamo comunque continuare a giocare tutti i sabati e divertirci tutti quanti. Grazie. Una buona serata.